L'abbiamo fatto per dare una possibilità in più ai nostri dipendenti che non sono vaccinati, però è aperto anche il pubblico e quindi la possibilità, per esempio in Piazzale Duca d'Aosta nel pomeriggio c'è e quindi se qualcuno ha bisogno diamo questa disponibilità. Nei giorni in cui nella Marca i Covid point sono presi d'assalto, Giacomo Colladon ricorda l'iniziativa di MOM che da metà ottobre ha allestito un punto tamponi mobile tra i depositi di Treviso Castellana, Vittorio Veneto, Treviso Piazzale Duca d'Aosta. Con l'inizio di dicembre è scattato anche il nuovo orario consultabile online. L'accesso è diretto. Eh sì, per i nostri dipendenti, ma noi l'abbiamo aperto anche alla popolazione, quindi se qualcuno ha bisogno di fare un tampone rapido, questi sono gli orari e i giorni con cui noi mettiamo a disposizione il pullman, dove all'interno c'è due infermieri della Castelmonte. Il messaggio di Colladon è rivolto anche ai ragazzi che da lunedì 6 avranno bisogno del Green Pass per salire sui mezzi, così come disposto dall'ultimo decreto governativo. Questo è anche un altro motivo per aiutare le famiglie per far sì che i ragazzi vadano a scuola. Ma la mobilitazione del territorio per sostenere il tracciamento è generale. Sono pronti a rafforzare il loro supporto anche i volontari di protezione civile e non solo. Ci sono vari ragionamenti in atto in quest'ambito e sicuramente non mancherà lo sforzo di tutte le associazioni di protezione civile, quindi se ci chiederanno la nostra collaborazione ci saremo in qualsiasi modo.